Il progetto Seme nasce da una volontà di collaborare tra due compagnie teatrali che sono Brat e Ombre Collettivo e di portare questa collaborazione fuori anche dal nostro mondo e allargarla il più possibile, quindi a tanti altri enti teatrali ed enti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, principalmente che si occupano di sociale, lavorando soprattutto con gli anziani, e che si occupano di natura. Il progetto Seme è stato ideato addirittura nel 2021 per essere realizzato nel 2022, poi ci sono stati degli scorrimenti, comunque il tempo si è un pochino dilatato e è andato avanti per tutto l'arco del 2023 fino anche adesso a gennaio del 2024. Ci troviamo ai Giardini del Torso, nei pressi del Museo Etnografico del Friuli, che è una delle istituzioni che con i Civici Musei di Udine ha voluto partecipare a questo progetto, il progetto Seme di Brat e Ombre Collettivo, dedicato al gioco di un tempo. Il museo è di fatto partner del progetto e la Regione ha finanziato questo progetto con un bando ripartenza. La compagnia Brat si è rivolta a noi proprio nel momento della redazione del progetto, proprio perché il Museo Etnografico del Friuli ha così il grande piacere di presentare al pubblico giornalmente i giochi di un tempo, quindi come dire eravamo uno dei partner ideali. È stata una bellissima esperienza perché abbiamo avuto modo di sostenere questo progetto che di fatto ha operato una sorta di ricerca etnografica sul gioco, sul campo, quindi ha coinvolto diversi testimoni, molti testimoni brizzolati che hanno saputo raccontare di come giocavano appunto durante la loro infanzia, di quali erano i giochi che utilizzavano principalmente e hanno raccolto anche molte storie rispetto appunto alla materialità del bene gioco e in altri casi anche rispetto alla semplicità dei giochi che magari materia non avevano. Seme è cominciato con una prima fase di studio, di ricerca e uno dei temi importanti di questo progetto sono i giochi e quindi abbiamo cominciato a guardare andando nelle biblioteche che cosa si poteva trovare. Abbiamo incontrato un po' per caso quindi questo incredibile libro che è anche difficile da trovare, che è l'Alfabeto dei giochi popolari. E abbiamo pensato, ma l'autore è qui, chiediamogli se ha voglia di presentare questo libro nei nostri eventi. È stato un incontro fortuito ma fortunato. L'Alfabeto dei giochi popolari è nato da una collaborazione mia con l'Archivio dei Giochi, in particolare con Paolo Munini, con il quale appunto abbiamo messo assieme questo piccolo libro, perché appunto i giochi presi in considerazione sono quelli delle lettere dell'alfabeto friulano, quindi ce ne sono un po' di più di quelli in lingua italiana. E in questo senso abbiamo individuato dei giochi particolari, dei giochi che riguardassero un po' tutta la comunità, oppure giochi quindi fatti da grandi gruppi o da piccoli gruppi, oppure giochi anche fatti in contesti particolari, in montagna, al mare e così via. Stavamo percorrendo strade, come dire, parallele, no? Senza sapere l'uno dall'altro, almeno io non sapevo del progetto Seme, e poi c'è stata questa opportunità di incontrarsi, di parlare e di mettere a disposizione dei materiali che credo siano interessanti. È un progetto che è cominciato nella primavera di quest'anno. La nostra idea era quella di creare una rete
che fosse una rete di collaborazione e basata su alcuni fondamenti che possono essere comuni tra tanti. Abbiamo collaborato con Auser FVG e Anteas FVG, che hanno una grande rete, sono loro stessi delle reti su tutto il territorio regionale, che aiutano ad avere una vita piena di comunità sociale anche per le persone più anziane, sia dal punto di vista appunto della socialità, dello stare insieme, che anche nelle cose più pratiche, aiutando proprio negli spostamenti chi ha più bisogno. La sigla di Anteas è Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà. Si sviluppa poi, diciamo, per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia, si sviluppa nelle varie realtà, diciamo, dove è nato e sorto il volontariato. Noi lavoriamo anche molto come, diciamo, nelle scuole, quindi per incentivare, ecco, la voglia da parte dei ragazzi di conoscere quello che noi facciamo, ma anche proprio di sviluppare un atteggiamento di solidarietà rispetto soprattutto alle persone fragili e bisognose. Con la nuova legge del terzo settore stiamo lavorando molto con gli enti pubblici in coprogettazione su progetti che riguardano proprio il sociosanitario particolare, ma anche il discorso dell'ambiente, quindi della vita nella città o nel paese. Noi abbiamo lavorato molto, in particolare in questo caso a Lestizza, dove hanno anche fatto un libro di testimonianze, dove le signore, ovviamente prevalentemente anziane, hanno raccontato se stesse la loro gioventù e anche la trasformazione di questa società. In pochi anni è cambiato completamente, dal modo di vivere al modo di rapportarsi, ma anche e soprattutto secondo me è stato bellissimo perché abbiamo ricostruito una sfaccettatura di storia, ecco, che non va persa, che va sempre mantenuta. L'Auser è da molti anni che esiste qui sul territorio delle valli, è il riferimento istituzionale per la biblioteca che ha sviluppato moltissimo le sue attività, grazie alla presenza di numerose signore volontarie. Inoltre ultimamente abbiamo attivato un servizio di lettura dal vivo e ogni sabato un lettore volontario dedica un'ora a leggere un racconto a questi anziani. Penso che sia importante riuscire a coinvolgere magari le scuole sul territorio, perché lì si concentrano gli utenti, i bambini, i ragazzini, che invece nei singoli paesi, per il numero ridotto di abitanti, è difficile che riescano a creare dei gruppi per giocare assieme o condividere tante cose assieme, come succedeva un tempo dove i bambini erano molto più numerosi, quindi vivevano dinamiche decisamente diverse. La nostra cooperativa dal 2015 gestisce delle case famiglie per anziani autosufficienti e queste case sono praticamente delle abitazioni dove gli ospiti anziani autosufficienti decidono di vivere all'interno di queste per, insomma, combattere un po' la solitudine o magari chi non ha una rete familiare, e quindi stando qui con noi si sentono in compagnia, si sentono in sicurezza, e organizziamo anche delle attività di intrattenimento per, insomma, combattere la noia che durante la giornata, magari i pomeriggi, soprattutto d'inverno, che è più difficile da passare. Noi abbiamo fatto parte del progetto SEM ed è stata un'esperienza molto positiva per i nostri anziani, in quanto hanno fatto un tuffo nel passato e le memorie di quello che facevano una volta, quindi sono partiti dall'infanzia, che non per tutti è stato un periodo facile, semplice, e quindi non tutti hanno avuto questa fortuna.
E alcuni hanno raccontato invece i giochi di una volta, che tuttora li stiamo facendo, perché hanno parlato delle biglie, che una volta mi dicevano appunto che non usavano la biglia ma la terracotta, e il salto con la corda, il nascondino, che quindi sono anche un po' giochi che tutt'oggi si stanno ripetendo, e quindi secondo me è una cosa molto importante quella che è stata fatta, questi podcast, queste registrazioni, per tramandare nelle prossime generazioni quello che una volta i nonni facevano. Seme, Sentieri della Memoria, è proprio un progetto che porta le persone a vivere la natura, ad esplorarla, e quindi il primo che ci è venuto in mente è Legambiente. Legambiente con poi tutte le sue sottosezioni. Abbiamo collaborato con il Circolo Laura Conti di Udine, con il Circolo di Monfalcone, di Gorizia, di Pordenone, e poi anche con l'Associazione Naturalistica del Cordenonese, con il loro bellissimo bosco, con il CAI di Pordenone su a Piancavallo. Legambiente Friuli Venezia Giulia lavora nell'ambito della tutela e della conservazione dell'ambiente. I temi che trattiamo comprendono tutta la vastità tematica ambientale, quindi dal lavoro sull'acqua all'energia, al suolo, ma anche ai rapporti con le amministrazioni, per cercare ovviamente di unire più attori, attrici territoriali, amministrativi, enti aziendali, associativi soprattutto, con 3 pilastri. Il primo che è l'orientamento e lo sviluppo sostenibile, il secondo è appunto il lavoro sul territorio, e il terzo è fondamentale per noi l'ambientalismo scientifico, che è una caratteristica che ci distingue rispetto ad altre associazioni ambientaliste. Il progetto Seme per Legambiente ha una valenza fondamentale, nel senso che secondo noi riesce a mettere in luce quelle che sono due prospettive che sembrano in effetti essere in dicotomia tra di loro, però in realtà hanno forti relazioni. Una è l'ecologia umana e l'altra è l'identità culturale. Ecco, quindi riuscire a mettere in luce questi due aspetti secondo un rapporto olistico dove le persone e la cultura si mischiano e fanno appunto dei sentieri della memoria, no? Ecco, il frutto di questo progetto è proprio mettere in luce questi due aspetti, farli emergere e farceli ricordare per porre delle basi per il futuro e per le nuove generazioni. La sezione del Club Alpino Italiano di Pordenone è un'associazione che si occupa di proporre tantissime attività a tutti i livelli, molto trasversali, che hanno l'occhio verso la montagna, lo sguardo verso la montagna, ma coinvolgono moltissime persone che sono quindi di Pordenone. E per attività intendiamo quella dell'escursionismo, quindi un cammino lento, un cammino molto attento al territorio, alle genti del territorio, piuttosto che l'alpinismo giovanile, perché molto crediamo nei giovani, nell'importanza dei giovani, il futuro è loro, non gli stiamo consegnando purtroppo un ambiente particolarmente bello, però vogliamo educarli al rispetto, proprio alla salvaguardia del territorio. Il progetto Seme per noi è stata una grossissima opportunità, perché sostanzialmente i valori sono gli stessi del Club Alpino Italiano, e quindi veramente la tutela del territorio, la voglia di raccontare quello che possiamo fare per salvaguardarlo. Quindi abbiamo visto nella proposta che ci ha fatto il Seme con questi suoi spettacoli itineranti, no, che parlavano dell'uomo che piantava gli alberi, un po' la nostra stessa visione, la visione del bosco e della foresta, che sono così importanti perché rappresentano veramente un corridoio ecologico ricco di biodiversità che attualmente stiamo perdendo.
L'associazione naturalistica ne fa tante. Uno degli scopi principali era appunto far conoscere questi ambienti per poi anche rispettarli. In questo caso i Magredi e le Risorgive dove siamo in questo momento, che è questo territorio che tutti vediamo ma nessuno conosce. L'associazione deve tutelare questi posti. Oltre che tutelarli, siamo diventati anche custodi veramente di questi posti con delle proprietà e anche con delle collaborazioni con associazioni e anche enti. E poi altre attività sono le attività appunto con le scuole. Abbiamo un laboratorio all'interno delle scuole medie, abbiamo un'aula didattica esterna in questo caso, dove facciamo toccare con mano veramente quello che noi proponiamo come associazione. Ecco, non è solo un fatto di teoria, anche pratica. Il progetto Seme è stata una sorpresa, ecco, perché diciamo, l'attività che hanno fatto qua era un po' diversa dal solito. Ecco, questo modo di presentare, di fare col sottofondo delle parole, dei racconti, e nel stesso tempo camminare in questi percorsi che abbiamo costruito per il momento è stata una cosa veramente interessante. Ecco. Una realtà che si occupa insieme sia di natura che di sociale è la Compagnia degli Asinelli, che appunto si occupa di pet therapy e ha come fondamento anche il tema della cura, dell'attenzione, del tempo che serve in una relazione. Compagnia degli Asinelli è un'associazione di promozione sociale che nasce a Pordenone, sulle rive del Noncello, nel 2012 da un gruppo di famiglie e di amici che insieme ai loro bambini iniziano a camminare con il Silvano Feletto, che è un asinaro storico della nostra città. In questo percorso decennale abbiamo sempre dato valore alla rete associativa e cooperativa o anche col privato. Crediamo fortemente che tutte le persone che si spendano per la comunità, per il territorio, possano essere un valore aggiunto. Collaboriamo anche con le istituzioni, soprattutto quando si parla di inclusione e di integrazione di soggetti comunque in fragilità e svantaggiati. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio perché tantissimi luoghi del Friuli fossero toccati da questo progetto e per far entrare in contatto le persone con il territorio in cui vivono. Nelle valli del Natisone, oltre che con la Casa del Tempo, abbiamo collaborato con la Prolocone di Schedoline Valli del Natisone, che ha fatto un intervento ad Altana e anche ci ha aiutato a metterci in contatto con delle persone che sono state fondamentali nella creazione di questo progetto. Noi qui veicoliamo e siamo punto di riferimento per l'informazione turistica delle valli del Natisone. Facciamo delle passeggiate, degli eventi, dei trekking lungo i sentieri della guerra fredda. Questo, grazie anche alla cortina di ferro, è un'oasi ed è un punto di benessere anche naturalistico. Abbiamo dei siti e dei biotipi anche riconosciuti dalla nostra regione. Qui abbiamo una straordinaria opportunità data dalla lingua. Qui ci troviamo in un confine, qui si parla un dialetto, una lingua slovena, una lingua ormai mitteleuropea, diremmo. E quindi già questo è una cosa particolare, perché questo ci lega al territorio e alla nostra cultura. Qui la memoria è sedimentata per tutto il Novecento, ci sono state 3 guerre, 2 mondiali, la guerra fredda.
Ci sono stati momenti molto di attriti anche dovuti al fatto che qui c'era una minoranza linguistica, ci sono stati momenti difficili anche economicamente con la grande emigrazione e quindi questo patrimonio è stato contenuto, è stato in qualche maniera difeso, protetto. La Casa del Tempo è una fattoria, azienda agricola primo e fattoria sociale didattica, quindi sociale perché lavoriamo con delle persone che hanno un bisogno particolare di un aiuto, provando di dare una spinta nuova nella loro vita. Abbiamo appena festeggiato i 2 anni, stiamo organizzando un po' il terreno, stiamo recuperando i vecchi pascoli, prati, muretti a secco, stiamo scoprendo un po' dove viviamo. Seminiamo, diciamo che siamo sulla primavera della Casa del Tempo. Abbiamo fatto la passeggiata, abbiamo vissuto la performance itinerante come pubblico, quindi io sono rimasto veramente impresso anche di come è stato fatto, il fatto di scrivere su qualcosa che viene piantato, un foglio di carta con i semi dentro, quindi assomiglia un bel po' in modo metaforico a ciò che facciamo, provare a seminare qualcosa che prendiamo dal passato e quindi il filo conduttore assomiglia tanto. Mi è piaciuto questa attività con le cuffie perché di solito andiamo nei campi e non prendiamo il tempo di fermarsi per vedere il lavoro che abbiamo fatto. Avere un occhio esterno sul lavoro che facciamo piano piano, il piacere di fermarsi perché è importante nella vita di ogni tanto sedersi e godere questo momento presente, è stato un bel piacere per me. L'Archivio Seme è una raccolta di piccoli video, delle pilloline come dei tutorial di giochi di una volta. Abbiamo incontrato tantissime persone che ci hanno raccontato della loro infanzia, dei giochi che facevano da piccoli, che si inventavano da piccoli e che creavano. È importante il primo aspetto, che è quello della memoria, quindi ricordare, perché è importante capire qual è stato il processo, qual è stata l'evoluzione un po' anche del percorso umano, perché i giochi hanno una relazione profonda con la maturazione, con l'evoluzione dell'essere umano. Quindi abbiamo giocato e abbiamo utilizzato il gioco in maniera simbolica proprio per poter crescere, per poter apprendere, e questi apprendimenti poi si sono riversati anche a livello scolastico, a tutti i livelli, soprattutto a livello culturale. C'è un filosofo, Huizinga, olandese, che affermava che il gioco addirittura è all'origine della cultura, quindi prima viene il gioco, poi la cultura, quindi la sua importanza è straordinaria. È molto difficile adesso dire cosa si può fare per interessare i giovani, perché il problema è quello di appassionarli, visto che hanno strumenti estremamente ipnotici, no? Quindi telefonini, tablet, computer, per non parlare della televisione, insomma. Abbiamo cominciato appunto con una fase di studio, di ricerca, di incontro con tante persone, con raccolta di testimonianze audio, e da qui, insieme a Marco Gnaccolini, è stata creata una prima drammaturgia per una performance itinerante in cuffia.
Questa performance è stata realizzata nella natura, sia in parchi cittadini che in boschi, in diversi luoghi del Friuli, dalle valli del Natisone a Udine, al Bosco Nuovo di Cordenons, e anche nella Bassa Friulana, a Porpetto. Queste performance erano poi accompagnate da un laboratorio di giochi di una volta. Si piantava il tacco sulla pera e si girava così. Sì, ma fino a quando la prima volta, sì. dopo Dopo era sempre la fatta. busa era sempre ripristinata. Eccetera. E questa si formava la buca, no? Dopo Che si chiamava la busa. La busa. Si andava in busa, tirava contro quegli altri. Se te lo ciappavi, eliminavi. Anzi, ti arrivavi dentro, dopo da lì te ripartivi. Sì. Dalle interviste che noi abbiamo realizzato abbiamo selezionato una serie di giochi che potevano essere realizzati e sperimentati anche dai bambini, perché non tutti sono così sicuri. Abbiamo scelto quelli più sicuri, che potevano essere fatti veramente da chiunque e che possono un po' stimolare anche la manualità, la creatività di bambini e di adulti, perché il gioco non è una cosa solo e soltanto per i bambini, ma anche gli adulti possono giocare. Sono stata contattata dal nostro circolo regionale che coordina un po' tutti i circoli della regione, proponendo appunto degli eventi, delle iniziative con la compagnia Brat. Queste iniziative avevano lo scopo appunto di coinvolgere il nostro circolo con quello che può essere appunto qualche attività con il bambino e l'importanza del bambino nella natura e magari il gioco nella natura. Questo perché? Perché in un futuro impari nel tempo a rispettare la natura, perché avendo giocato da bambino vedi quel fiorellino nascere e capisci che quell'albero nel tempo è cresciuto e quindi ti chiedi le cose, no? E quindi ti immergi in questo paradiso che è un bosco, un prato. Se si sviluppa appunto un rispetto già da piccoli nella natura, si impara poi a rispettarlo quando si è adulti. Con questo progetto c'erano degli obiettivi, diciamo, particolari: vedere il cambiamento che c'è stato, cioè l'approccio verso l'ambiente delle generazioni di qualche anno fa rispetto alle future generazioni. Si tratta di non perdere quello che è stato costruito negli anni scorsi, però cercare di approcciarsi alle problematiche ambientali in nuova veste, con degli occhi diversi, ecco. Legambiente ha diversi progetti che porta avanti soprattutto con le scuole. È molto importante che Legambiente dedichi molto tempo e si approcci sempre di più col mondo scolastico, perché è proprio da queste generazioni che ci si deve aspettare un cambiamento, una lotta verso i cambiamenti climatici. Dal 90 fino al 2010 chi partecipava attivamente al circolo era una fascia d'età medio-alta e invece negli ultimi 10 anni la fascia si è abbassata come età. Sicuramente i giovani si accostano molto di più alle problematiche ambientali. La giornata si è svolta in un caldo pomeriggio di fine agosto, un'area verde vicino al Palamostre di Udine. È stato molto divertente perché ci siamo seduti in cerchio, ci hanno dato delle cuffie in cui sentivamo lo speaker, quindi eravamo isolati dal mondo esterno, ma nel contempo eravamo immersi nell'attività in sé. Quindi è stato molto interessante.
in questo cerchio di lavoro in cui eravamo una quindicina, io come Laura Conti ho descritto bene o male quello che facciamo come associazione ambientalista. C'è questa parte di presa di coscienza di quello che deve essere il rispetto dell'ambiente e della natura, ma anche un'occasione per riscoprire magari una determinata area della città che di solito magari non si visita o non si parte, quindi è riscoprire un ambiente cittadino e naturale. Il Circolo Laura Conti è un'associazione ambientalista che opera sul territorio udinese, ma in generale sul territorio regionale. E quello che facciamo principalmente è un'azione delle attività di sensibilizzazione della popolazione su quelle che sono ovviamente le tematiche ambientali. Il nostro focus principale è la diffusione di una cultura scientifica, quindi, e di una sensibilizzazione a tutto quello che riguarda la natura in sé, però ha un ampio aspetto, riguarda anche il comparto dell'energia, della mobilità sostenibile, del verde pubblico, dei rifiuti, che sono tutte tematiche che sono argomenti che sembrano più grandi di noi, però in realtà sono delle cose che ci riguardano veramente da vicino e nello specifico. E a me piacerebbe pensare, mi piacerebbe che ogni persona ragionasse pensando che la propria azione, anche se piccola, ha comunque un effetto sulla collettività, che è quello su cui cerchiamo di lavorare. Seme ha avuto il supporto per quanto riguarda la comunicazione da parte di Promoturismo e una componente importante di Seme è anche l'uso delle nuove tecnologie in maniera consapevole e per comunicare quello che di bello abbiamo attorno e quindi non un modo per isolarsi ma anzi per entrare ancora di più in contatto con gli altri. L'associazione BRAT ci ha contattato, ci ha presentato il progetto ci era piaciuto perché comunque dava la possibilità di andare a scoprire magari angoli del territorio che magari non sono sempre così in prima linea per quanto riguarda la promozione turistica e soprattutto poi anche per dare la possibilità anche di vivere un tipo di esperienza che è più la cosiddetta esperienza lenta, comunque il contatto con la natura, andare un pochino oltre quella che è magari la facciata, ecco, delle cose, unita poi anche appunto a una possibilità di spettacoli teatrali piuttosto che approfondimenti culturali. Chiaramente lavorare con le nuove generazioni, portarle in posti nuovi, paradossalmente vecchi, nel senso che magari appunto sono dei posti dove si riescono ancora ad avere le tradizioni di un tempo, uno stile di vita anche che si è mantenuto in qualche modo, chiamiamolo come una volta, anche se poi in realtà non è proprio così, che però permettono effettivamente di poi vedere con i propri occhi magari cose che se vai ad esempio in una città, magari vedi in un museo etnografico o piuttosto le senti attraverso un'audioguida o leggendo un libro, ecco. Quello che ci veniva sempre detto un po' anche quando eravamo noi bambini e andavamo in gita e di fatto eravamo un po' come diciamo, dei turisti in fieri, cioè nel senso che si andava a vedere un posto e poi se piaceva andavi da mamma e papà e dicevi sono andato in un posto bellissimo, ti prego riportami e di fatto sì, è anche questa è una parte del nostro lavoro. Orto Teatro è un nostro partner non solo perché ci ha aiutato, ci ha fornito del tutoraggio proprio nelle prime fasi di progettazione
di seme, ma anche perché ha a cuore la trasmissione di una memoria di storie di una volta. Infatti questo spettacolo di ortoteatro verrà fatto nelle valli del Natisone per 2 scuole elementari. Nelle acque dei fiumi, dei torrenti e dei laghi ci sono le agane. Allora guarda, dico, ma no, ma scusa, ma papà, cosa sono le agane? E mia nonna seria mi dice, le agane sono delle streghe che abitano dentro l'acqua, vivono dentro l'acqua. Orto, perché nell'orto si coltivano le primizie, così come noi coltiviamo il teatro, ma anche da ortos, cioè giusto, diritto, fatto bene, come ortografia, no? Quindi per quello nasce ortoteatro. Sono passati tanti anni, io ho cominciato da piccolino proprio a lavorarci all'interno e adesso ortoteatro è cambiato, siamo una cooperativa di 10 persone, gestiamo teatri, facciamo rassegne nel territorio e soprattutto poi giriamo con gli spettacoli in tutta Italia. Quindi diciamo che ortoteatro oggi è questo. Da tantissimi anni ormai stiamo perseguendo un progetto di recuperare il lavoro del contastorie, cosa che io faccio appunto. Il contastorie è proprio come era una volta, anche se riportandolo ai tempi oggi, quindi un contastorie che non ha scenografie. Con le luci cerchiamo di ricreare gli effetti che ci potevano essere all'aperto, nelle stalle e a ricreare poi i vari momenti appunto che vengono vissuti attraverso le storie che raccontiamo. E le storie andiamo a riprenderle, a ricercarle nei miti antichi, anche del Friuli e non soltanto. Beh, oggi ad esempio qui parleremo delle agane, però ecco, prendiamo queste storie e le rifacciamo, nel senso che i testi vengono riscritti, io riscrivo i testi completamente e diventano quindi delle storie antiche, però che puntano sempre verso il futuro. Noi ci rivolgiamo ai bambini perché? Perché per noi sono il futuro. Noi siamo convinti che formiamo le persone del domani e questa è una cosa molto importante e i bambini hanno bisogno di questo, hanno bisogno di vivere la creatività, di recuperare la lentezza e soprattutto la bellezza, perché se vedono cose belle, se immaginano delle cose belle, immagineranno anche un futuro bello e costruiranno un futuro bello. Un altro ente con cui abbiamo avuto la fortuna e la gioia di collaborare è il CTA di Gorizia, che si occupa di teatro di figura, e il CSS di Udine, che ospiterà la giornata finale in cui voi vedrete questo documentario il 28 di gennaio.